stato di agitazione dei lavoratori delle 3 aziende che operano per il Mose. A rischio il completamento, dicono, e chiedono un tavolo permanente per salvaguardare l'occupazione. Green Pass nei ristoranti al chiuso, primo giorno di rodaggio per i controlli, l'app si inceppa, i ristoratori così perdiamo tempo, la maggior parte dei clienti a conoscenza della misura. Bene al Green Pass per docenti e studenti universitari, così si torna in presenza, a dirlo i 4 rettori degli Atenei Veneti che plaudono all'introduzione del certificato verde. Secondo la CGIL veneziana, al posto dell'obbligatorietà del Green Pass per il corpo docente ci vorrebbe maggiore attenzione ai trasporti pubblici e alla capienza delle aule. Zaia invia a Mario Draghi la richiesta dell'istituzione della zona logistica semplificata a Porto di Venezia Rodigino, un piano che porterebbe 2,5 miliardi di investimenti. La donna veneziana trovata illesa nella notte, da sola e senza cellulare, aveva perso la traccia del sentiero in fase di discesa durante un'escursione sul Sasso Pradella. Dopo l'oro a Tokyo per Francesco Lamone e il bronzo di Erika Cipressa, l'esultanza del delegato CONI Massimo Zanotto per i risultati dei 2 atleti veneziani. Siamo, dice, nella storia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Lo avete sentito anche dai titoli. CGIL, CISL e UIL hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori delle 3 aziende che operano nel sistema Mose, Comar, Tetis e del consorzio Venezia Nuova. Il 24 è stata convocata un'assemblea dei lavoratori per decidere una serie di iniziative di mobilitazione anche eclatanti per denunciare la gravità della situazione. I sindacati chiedono la convocazione di un tavolo permanente in prefettura. Un tavolo in regione per la salvaguardia dell'occupazione è stato invece convocato per il prossimo 12 agosto. Ai lavoratori di tutte e 3 le aziende è stato anticipato l'attivazione della cassa integrazione, per molti già a partire dal 23 agosto. Questo per i sindacati vuol dire il blocco totale del completamento dei lavori delle Mose e la mancanza dei controlli sull'inquinamento della laguna di Venezia. Cresce inoltre il rischio che vengano meno le condizioni all'avvicinarsi dell'autunno per l'alzata in sicurezza delle paratoie. E oggi è il Green Pass Day, ristoranti alle prese con l'obbligo di certificazione verde, difficoltà nella fase di rodaggio legata all'app che hanno spiegato spesso si inceppa e non legge il QR code. Così perdiamo tempo, dicono gli esercenti, mentre i clienti sono preparati e pronti ad esibirlo. Errore di lettura. E quindi in questi casi cosa fate? Si perde tempo, si prova, si riprova, è così. Oggi rodaggio. Oggi rodaggio. App a prova di pazienza, la spunta verde non arriva. Per il primo giorno in cui i ristoratori sono alle prese con il controllo del certificato corredato da documento di identità ai clienti che vogliono mangiare all'interno. E già notano un calo di presenze, complice anche l'inizio delle ferie. Comincio a preoccuparmi, nel senso che intendo il Green Pass come il modo per evitare eventuali provvedimenti di chiusura e restrizioni con l'arrivo dell'autunno, ma noto anche al tempo stesso per ora che forse l'affluenza sta diminuendo rispetto a quello che era il trend del periodo. Vedremo. Poi c'è la reticenza a mostrare il Green Pass, chi chiede espressamente di mangiare all'aperto e non solo per il clima, e la lamentela nei confronti di chi la regola è tenuto a seguirla. Siamo preparati ad essere, come dire, il fulcro di eventuali lamentele, considerazioni di ogni tipo da parte delle singole persone. E poi c'è il fronte degli orgogliosi green passizzati che lo mostrano con la soddisfazione di chi può accedere senza problemi e nel rispetto della sicurezza e della salute anche degli altri. E non ci facciamo problemi perché il Green Pass lo abbiamo, se ce lo chiedono siamo a posto, vaccinare siamo vaccinati, quindi noi siamo tranquilli. Speriamo che col Green Pass portano i gruppi a Venezia, qui il pullman, e noi possiamo lavorare con le barche, capisce? Perché abbiamo le barche da gran turismo, è 1 anno e mezzo che siamo fermi. Fatto subito, per forza.
Non si vive se no. Abbiamo dei clienti che hanno dimostrato tutti che hanno il Green Pass, non hanno creati problemi. Abbiamo l'applicazione che noi controlliamo, quindi controlliamo i clienti, tutto. Ciao! No, non ci sono stati problemi, è andato tutto bene. Erano abbastanza preparati. Controlli per il Green Pass anche nelle piscine al chiuso e chi non è in regola è stato rimandato a casa. Certificazione valida, tu sei qua per? Nuoto libero. È stato facile scaricarlo? Sapevi già che oggi te l'avrebbero richiesto? Sì, mi ero informata e l'ho scaricato proprio questa mattina, proprio per venire in piscina. È una prassi normale, se ce n'è bisogno, perché non farlo? Ma non tutti stamattina, nel giorno di avvio della procedura per l'accesso a strutture sportive al chiuso, si erano attivati con Green Pass alla mano. Mediamente utenza preparata, la campagna di comunicazione evidentemente ha funzionato abbastanza, c'è quella nicchia di remissivi, chiamiamoli così, che non accettano proprio questo tipo di incombenza e con i quali abbiamo dovuto in qualche maniera discutere civilmente, ma restando fermi sulla impossibilità di farli accedere. C'era poi un'altra parte, abbiamo dovuto mandare via purtroppo a malincuore 6 persone anziane che non avevano capito esattamente il meccanismo del Green Pass e non avevano la tecnologia per poter accedere. E per verificare circa 800 persone al giorno, che a regime diventeranno 1200, qui si sono dotati di una task force di controllori all'ingresso con turni rimodulati e costi aggiunti, controllo dal quale sono esentati i pazienti in cura riabilitativa e chi frequenta i centri estivi. Abbiamo dovuto costituire una piccola squadra di lavoro che si occupi esclusivamente della verifica del Green Pass e diciamo che abbiamo fatto un calcolo spannometrico di incidenza base mese e ci verrà a costare circa 3.000 euro al mese questa incombenza. Inoltre chi dalla piscina passa al bar e si siede all'interno varca un secondo ambiente con controllo Green Pass. È andata bene, direi, bene, noi siamo abbastanza fortunati, la gente ha capito, i nostri utenti della piscina e della palestra hanno capito cosa dovevano fare, cosa dovevano portare, per fortuna è andata abbastanza bene. Bene al Green Pass a docenti e studenti universitari, così si torna in presenza. A dirlo i 4 rettori di altrettanti atenei veneti che plaudono all'introduzione del certificato verde per garantire agli studenti la pienezza della vita universitaria. Frequentare l'università in presenza è l'obiettivo e allora l'introduzione del Green Pass per il personale universitario e per gli studenti, annunciata ieri, rappresenta per i 4 rettori degli atenei veneti un invito alla vaccinazione ben accetto. Sottoscrivono e fanno propria l'iniziativa in un comunicato congiunto in cui si dicono pronti a riaprire le aule, restituendo agli studenti la pienezza della vita universitaria. Io penso che la misura sia una misura che aiuta alla ripresa in presenza. Noi peraltro eravamo ampiamente attrezzati perché comunque in ogni caso la ripresa potesse avvenire nel massimo della sicurezza, perché avevamo riverificato la capienza delle aule, riverificato i controlli che comunque facevamo all'ingresso, quindi eravamo comunque preparati in ogni caso, perché in ogni caso anche per noi la ripresa in presenza è fondamentale e necessaria. Al tempo stesso, confermano nel comunicato, sono state predisposte misure e servizi validi per l'intera durata del percorso formativo, anche al di là dell'emergenza sanitaria, dedicati ad alcune specifiche categorie di studenti impossibilitati a frequentare le lezioni, forti anche dell'esperienza di didattica a distanza maturata in quest'anno e mezzo. Presto per tracciare le difficoltà di gestione di questa introduzione all'obbligo di Green Pass all'università, così come ancora non si parla di chi tra il personale non vorrà aderire. Questo non abbiamo ancora parlato, sinceramente non c'è stato nemmeno il tempo materiale di parlare di questi casi, di chi rifiuterà, noi abbiamo soltanto manifestato il nostro desiderio di tornare all'università in presenza. Decisa ieri dal governo l'estensione del Green Pass anche per, come avete sentito appunto, studenti, docenti e tutto il personale scolastico italiano, e la CGIL veneziana, più dell'obbligatorietà della certificazione verde, dice ci vorrebbe più attenzione ai trasporti pubblici, all'aumento del personale scolastico e alla capienza delle aule. I provvedimenti per gli inadempienti, ha chiarito poi
dall'ufficio scolastico regionale saranno a carico delle scuole. Sul Green Pass per il personale scolastico il governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Tra le prese di posizione più forti contro il provvedimento c'è quella assunta a livello nazionale dalla CISL Scuola, non tanto per la scelta in sé, ha chiarito la segretaria Maddalena Gissi, ma perché le misure previste per chi non ha il Green Pass, sospensione senza stipendio a decorrere dal 5° giorno, sono definite da giustizia sommaria. Anche da Venezia la segretaria generale della FLC CGIL Giuseppina Signoretto pone dei distinguo. Per noi la risoluzione dei problemi della scuola in questo momento non è il Green Pass, ma è l'aumento dell'organico e la diminuzione degli alunni per le classi. Bisogna affrontare l'edilizia scolastica, bisogna affrontare il discorso dei mezzi pubblici. Non è il Green Pass che può risolvere il ritorno a scuola in presenza e risolvere tutti i problemi. L'invito di Signoretto è comunque di vaccinarsi, lo stesso della direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, secondo la quale peraltro l'adesione al vaccino da parte del personale scolastico in Veneto era stata tale da non rendere necessaria l'obbligatorietà. Ovviamente la decisione è stata presa sul livello nazionale considerando la situazione nazionale soprattutto in alcune regioni e peraltro diciamolo pure che l'applicazione delle eventuali misure nei confronti di chi non ha il Green Pass sono misure abbastanza pesantine che dovranno essere adottate poi dalle scuole, quindi è meglio trovarsi in un contesto in cui la maggioranza, la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola è vaccinato. E l'obbligo di Green Pass ha avuto un altro effetto, quello dell'assalto ai tamponi, e così si sono verificate code per i veneziani che si sono concentrati senza prenotazioni al punto tamponi di Mestre, mentre a Chioggia diverse persone sono attualmente in attesa, così come a Noale e al punto di primo intervento di Piazzale Roma, a Dolo e al Lido. L'assalto crescente ai punti tampone, sottolinea l'ULSS 3 Serenissima, è dovuto per la maggior parte alla necessità di mettersi in regola quanto all'obbligatorietà del pass verde scattata oggi. Per questo è stato messo in campo ogni possibile potenziamento dei servizi. Ribadiamo però come il ricorso al tampone sia una soluzione temporanea e parziale, mentre la soluzione vera per garantire a se stessi ogni possibile movimento, ha sottolineato il direttore generale Edgardo Contato, è l'adesione alla vaccinazione, ricordando che ci sono 13.000 dosi disponibili. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha inviato al presidente del Consiglio, Mario Draghi, la richiesta dell'istituzione della zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino. Secondo il piano di sviluppo strategico approvato dalla Giunta regionale, valorizzare l'area che va dal Porto di Venezia fino al cosiddetto retroporto in territorio rodigino porterebbe ad una produzione di investimenti economici pari a 2,4 miliardi di euro, un aumento di 177.000 posti di lavoro, un incremento dell'export del 40% e dell'8,4% del traffico. L'iter ora prevede che venga avviata la fase di negoziazione con il governo, dopo la quale ci sarà il pronunciamento definitivo sulla cosiddetta ZLS. E ieri il governo è intervenuto anche per l'estensione del Green Pass dal 1° settembre per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Noi abbiamo fatto poi il punto anche per il trasporto scolastico con l'assessore De Berti. Dal 1° settembre obbligo di Green Pass per salire a bordo dei mezzi a media e lunga percorrenza, non sarà invece necessario per il trasporto pubblico locale. È la decisione presa ieri dal governo, che ha anche rivisto l'aumento della capienza per i treni dal 50 all'80% per la lunga percorrenza, stesso volume di passeggeri per i treni regionali in zona bianca. Sono l'80% anche per i treni regionali. Lo scorso anno le aziende di trasporto hanno fatto i miracoli, ricorda l'assessore De Berti. Hanno avuto 15 giorni di tempo per adeguarsi. Ora, sapendo già la capienza, avranno oltre un mese a disposizione per reperire i mezzi necessari. E come è accaduto l'anno scorso, anche stavolta si dovrà far ricorso al servizio privato. Bene, anche se arriviamo sempre al photo finish, che la capienza sia stata definita un mese e mezzo prima, insomma hanno un mese di tempo le aziende per organizzarsi. I prefetti hanno già avviato i tavoli, perché ricordo che la gestione comunque rimane sempre in capo
al prefetto e quindi dovranno di fatto reperire gli autobus necessari per quel 20% in più che mancherà. Confermata alle fermate degli autobus gli steward per far rispettare agli studenti le misure di sicurezza e indirizzarli verso i mezzi meno carichi. E adesso le aziende hanno saputa la capienza, devono attivarsi per di fatto reperire i mezzi da mettere in campo. Adesso lascerò alle aziende di trasporto il tempo di poter organizzarsi, ma sentendomi anche con i prefetti monitoreremo la situazione. Intanto in questi giorni il governo ha stanziato 450 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, per servizi aggiuntivi, sanificazioni dei mezzi e personale. Voltiamo pagina. Un'escursionista veneziana di 36 anni è stata ritrovata illesa la scorsa notte dal soccorso alpino sul Sasso Pradella sopra l'abitato di Transacqua nel Primiero. Le ricerche erano cominciate dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme al 112 non vedendola rientrare. La ragazza era partita ieri pomeriggio con l'intenzione di raggiungere la cima da sola e senza cellulare. In fase di discesa ha perso la traccia del sentiero anche a causa dell'arrivo del buio e non è stata più in grado di ritrovare la strada del ritorno. La donna alla fine è stata individuata nei pressi del sentiero a quota 1400 metri anche grazie all'elisoccorso che ha effettuato un sorvolo con i visori notturni. Siamo allo sport. Il delegato CONI di Venezia, Massimo Zanotto, fa un primo bilancio sulle Olimpiadi di Tokyo, sull'oro di Francesco Lamon e il bronzo di Erika Cipressa che portano i due atleti veneziani nella storia. Prima il bronzo della fiorettista veneziana Erika Cipressa, che nella prova a squadre di fioretto è sul podio 37 anni dopo l'oro olimpico del papà Andrea, poi l'oro di Francesco Lamon nel ciclismo su pista. Due veneziani sono nell'inseguimento in cui nel quartetto c'era anche Francesco Lamon di Mirano che ha portato il suo contributo per una prestazione eccezionale. Bronzo che è giunta invece con Erika Cipressa che ha gareggiato nel fioretto a squadre nella settima frazione entrata a freddo e dopo aver subito una stoccata invece ha dimostrato il suo valore. Diversi atleti lagunari si sono distinti. Atleti veneziani si sono distinti a partire da Federica Pellegrini che ha raggiunto la quinta finale nel 200 stile libero in 5 diverse edizioni dei Giochi Olimpici. Nell'atletica Rebecca Borga nella 4x400 ha fatto il record italiano insieme alla compagna, ma la nona prestazione assoluta, quindi uscendo di un soffio dal finale, mentre Elisa Molinarolo non ha raggiunto la finale del salto con l'asta. Siamo in chiusura, vi lascio alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano nel weekend si farà più forte, innescando una nuova ondata di calore. Sabato 7 agosto, tempo in prevalenza buono, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in giornata avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Una linea temporalesca interesserà il nostro territorio però portando in serata e soprattutto nella notte qualche temporale sui settori montani e sulle zone limitrofe di pianura. Temperature in ripresa, minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 33 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo la stessa situazione, tanto sole ma con il passare delle ore rovesci sui rilievi e sulle aree circostanti. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime invece sui 29 e 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo al mattino, le piogge però tenderanno ad arrivare già a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 27-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.